dove tutti gli anni si effettua anche il famoso pranzo post gara. Si va in salita abbastanza impegnativa verso il Monte Tescile e si arriva all'altezza dell'ottavo, nono chilometro nei punti più elevati. Al nono chilometro abbiamo il Gran Premio della Montagna, perché anche quest'anno vogliamo, come nel ciclismo, premiare chi ha le gambe del Green Pair. E il Gran Premio della Montagna è battezzato NL Sport, perché il nostro webmaster Nicola Capra, che è anche responsabile del sito NL Sport, ha voluto battezzare l'anno scorso il Gran Premio della Montagna appunto come trofeo NL Sport, e quest'anno intendiamo replicarlo come tale. Dai donatori, grazie alla presenza in gemellaggio con l'ADMO, che ci sta dando una grossa mano d'aiuto, ma soprattutto avrà la possibilità di essere ancora più visibile, ancora più presente attraverso anche il mondo degli atleti, perché è conosciutissimo ovunque, ma se riusciamo ad avere una concentrazione di un paio di migliaia di persone che possono recepire il messaggio ADMO, penso che sia molto utile. Bravo. Il mio personale interesse per Arezzo come ricercatore scientifico e poi come medico ematologo impegnato nel trapianto di midollo osseo, oggi di cellule staminali ematopoietiche, risale a tantissimi anni fa e lasciamo andare questo. Però quello che mi preme di sottolineare è invece il rapporto collaborativo strettissimo, affettuoso, direi amichevole, tra l'ADMO, la sezione ADMO di Arezzo, e l'ADMO regionale che noi abbiamo fondato nel 1986. L'ADMO di Arezzo è stata una delle prime sezioni che è stata costituita in Sardegna, tanto che da più di 20 anni, ancora oggi è così, la Sardegna ha il miglior registro dei donatori di midollo osseo di tutta Italia. Qui in questa manifestazione hanno fatto tantissime persone del paese, ma direi un grazie a tutte le associazioni di Arezzo che hanno collaborato attivamente per questa manifestazione. Non vorrei dimenticare nessuno, ma vorrei ricordare l'ADMO che ha dato un contributo importantissimo per questa manifestazione. Io volevo dirvi come già vi abbiamo fatto e il primo intervento, interessa molti, riguarda una nuova tecnica di diagnostica che porterebbe al miglioramento della performance a partire dallo studio del mineralogramma. Io modestamente come Orrendi, il dottor Stanislao Luisi, che è un medico specialista nutrizionistica, diabetica e nefrologia, sicuramente saprà usare le parole più adatte, più pertinenti, e ci porta, ma non solo gli sportivi professionisti, ma anche gli sportivi dilettanti. E questo perché? Perché si richiede sempre oggi maggiore attenzione al proprio corpo, alla propria performance. Il vecchio detto di Dedeco Bernene, l'importante è partecipare, oggi mi sembra sia abbastanza obsoleto, l'importante è vincere. Come poi ci aveva anche insegnato Roger Williams, il premio Nobel per la fisiologia. In ambito sportivo poi esistono anche diverse discipline, per cui suggerimenti di attività sportiva che utilizziamo è quella di indagare i soggetti, atleti e non atleti, diciamo
Campione sardo di maratona, tra le altre cose, pettorale 272. Quando si parla di gioco bisogna anche numero 15, ma i pettorali sono stati estratti a solo, diciamo. Io mi sono limitato a dire seconda migliore, perché qui all'inizio di questa presa dottore, che c'è una colonia di maratoneti incredibilmente numerosa rispetto ai giornati. Ormai si stanno avvicinando alla ventina di atleti e hanno organizzato una spedizione a New York l'anno scorso nella quale erano tantissimi, quindi loro sono molto sensibili a questo patrimonio. C'è per esempio Zighetti che è andato credo 8 volte a New York. Beh, come si fanno a conoscere Zighetti? Ma che scherziamo? Con Alessandro Lambrosini. Innanzitutto devo ringraziare tutta la popolazione e l'organizzazione della 351 è un titolo da difendere perché allora adesso chiamo ancora un atleta femminile perché lei sui titoli italiani della ginnastica olimpica a suo tempo li ha pure vinti, non è che andassi in cerca di chissà che cosa, però ho voluto regalarci questa grande manifestazione e quest'anno tenterà ancora di dire la famosa frase beh questa è l'ultima mai più, che ormai sappiamo essere qui. Adesso la frase questa è l'ultima non ne facciamo più. Sì, questa è l'ultima. Ok, siamo sicuri che l'anno prossimo si torna da Rizzo. È fatto. Grande giornalista, grande conduttore televisivo di una trasmissione che piace a tutti i podisti perché è raccontata da uno che corre. Gli diamo un numero fortunato e corre. Benissimo, andrà in onda su Rete 4 domenica 5 agosto alle 9:15, quindi avete tutto il tempo di tornare a casa, accendere il televisore e rivedere un grande speciale su Rete 4 correndo per il mondo, e il mondo in questo caso è Arezzo. E la settimana scorsa, signori uomini, ho avuto la mia grande rivincita. Renato, mia moglie è tornata in camera da letto, si è spogliata, ha buttato i vestiti sul letto, guardate mi ha detto fammi sentire una vera donna. Mi sono alzato, mi sono spogliato, ho buttato i vestiti sul letto, l'ho guardato e ho detto ora piegami. Dall'inizio della carriera fino alla fine mi sono scontrato sportivamente con oltre 650 atleti e partecipare nella velocità a 5 Olimpiadi credo che sia una cosa insolita. Pensate che in 20 anni di attività in una finale olimpica ho incontrato solo 2 volte lo stesso avversario che era dopo un po' di nello sport di prima della vita bisogna dare sempre il massimo di se stessi. Chi dà il massimo di se stessi prima o poi raccoglie qualcosa. Questo a me ha insegnato lo sport. Io non ero un insegnato, io ho cominciato facendo la marcia, ho fatto un po' di campestre, ho cominciato a correre con macchine di grosse cilindrate, ho studiato Porsche, ho fatto un 150 anni, ho cominciato correndo così, guadagnando così da 500 km. Ci parlo della mano, perché io lo so, questa è leggenda. Renato Marizzo in questa occasione. Lo ringraziamo.
I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Now we're old and gray, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Yes, if I